Questa sera abbiamo un ospite speciale, un ospite che già è venuto da noi qualche giorno fa e che ha suscitato tanto clamore, o meglio, tante persone hanno cominciato a scriverci, a chiederci ma di che cosa parlava il generale Pappalardo, ma perché diceva queste cose, ma come mai così, ma veramente, ma com'è possibile, ma veramente, insomma le solite cose. Allora ho deciso di rinvitarlo qui a fargli spiegare per filo e per segno quello che è un concetto importante secondo il punto di vista del generale, ovvero che oggi nella politica sono tutti abusivi. Ed è con grande piacere che invito qui di nuovo il generale Antonio Pappalardo. Buonasera generale. Buonasera caro Leonardo, a te e ai tuoi cari ascoltatori. Buonasera. Allora, grazie ancora di averci dato la possibilità di averla qui in diretta e di poter parlare di qualcosa di totalmente diverso da quello che oggi nell'immaginario collettivo esiste, cioè un sistema regolare. Qui stiamo parlando di irregolarità o comunque di abusivi, che è un'affermazione abbastanza importante, no? Tanto importante quanto un po' spaventosa. Dici, cacchio, qui esci di casa, ti fanno subito una multa e poi c'è gente che forse ci comanda, non dovrebbe essere là. E quindi anch'io personalmente sono curioso, generale, e quindi vorrei un attimino che lei ci spiegasse meglio, iniziando a spiegare un po' chi è lei, quello che è stato un po' il suo trascorso e perché sa determinate cose, che questo è un fattore determinante per capire, le persone vogliono capire se lei è una persona credibile oppure no. Quindi ci dica per filo e per segno cosa ha fatto, cosa ha visto e intanto la ringrazio, come le dicevo. Allora spiego, io per 42 anni sono stato nell'Arma dei Carabinieri, sono stato congedato a 60 anni al raggiungimento dei limiti di età, con il compiacimento vivissimo, solitamente si dà agli ufficiali che terminano la loro carriera in maniera brillante. Ho servito l'Arma dei Carabinieri sia dal punto di vista istituzionale, lottando contro il terrorismo, contro le criminalità varie, perché no anche nelle grandi catastrofi, terremoto in Friuli, eccetera. Poi i Carabinieri, con tanta devozione e tanto affetto, mi hanno eletto presidente del Cocer Carabinieri, che è il massimo sindacato dei Carabinieri, e là mi sono accorto del fecciume che c'era a livello politico, che inquinava non solo l'Arma dei Carabinieri, ma tutto il paese. Me ne sono accorto in quel momento e mi sono meravigliato come la magistratura, che dovrebbe essere indipendente, autonoma, dovrebbe occuparsi di certi problemi, e la stampa, che dovrebbe essere a disposizione dell'opinione pubblica per denunciare tutti i fatti, era totalmente assente. Ovviamente io da carabiniere ho messo in atto e ho indagato. Sono andato in congedo dopo aver servito lealmente e fedelmente il mio paese per 42 anni. Lavoravo 14 ore al giorno, anche il sabato e la domenica, perché nell'Arma si lavora in questa maniera. Abbiamo costituito un movimento della Liberazione Italia con il commissario Pino della Polizia di Stato, un eroe, io lo considero un eroe, questo commissario un uomo straordinario. Abbiamo costituito questo movimento e mentre ci occupavamo dei problemi a carattere generale, siamo stati avvicinati da diversi avvocati, costituzionalisti e professori universitari, che ci hanno detto: ma scusi generale, ma lei si è accorto che nel 2014 la Corte Costituzionale ha emanato una sentenza con la quale dichiarava incostituzionale la legge elettorale che aveva eletto i parlamentari nel 2013? Ci ho ficcato il naso e ho cominciato a studiare, a vedere come stavano le cose, perché è strano. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge con cui sono stati eletti questi signori e quelli rimangono, non se ne vanno. Rimangono al loro posto perché la Corte Costituzionale, secondo noi facendo un errore gravissimo, ha detto: però siccome sono stati proclamati eletti possono rimanere. È come se io sono colonnello dei Carabinieri, mi fanno colonnello con un decreto sbagliato e poi mi dicono: no, rimane lo stesso. Ma mi pare una cosa abbastanza strampalata. Bene, la cosa più grave è che la Corte Costituzionale ha detto che una parte della legge era incostituzionale, quella che eleggeva i parlamentari con il premio di maggioranza, 250 parlamentari.
Quei 250 se ne dovevano almeno quelli andarsene via, invece sono rimasti al loro posto e hanno fatto di tutto questi 250 parlamentari. Io fossi stato al posto di Napolitano, che a quel tempo era lui il presidente, li avrei preso per una orecchia e avrei detto: prego, accomodatevi fuori, perché voi, proprio voi non potete stare, perché voi siete anticostituzionali. Ma cosa succede? Questi rimangono e il 1° febbraio del 2015 fanno il primo guaio. Chi c'era? 1° febbraio 2015, Chi c'era? Un anno dopo la sentenza, eleggono capo dello Stato Sergio Mattarella. Attenzione un momento, Sergio Mattarella era anche colui che da giudice della Corte Costituzionale un anno prima aveva dichiarato incostituzionali e illegittimi i parlamentari. Io al posto di Mattarella avrei detto: vi ringrazio, siete molto gentili perché mi avete eletto, ma proprio io che sono stato vostro giudice e vi ho giudicato non posso accettare l'elezione a capo dello Stato. Mattarella è rimasto. Quindi era nella Corte? Quindi Mattarella prima era nella Corte Costituzionale e aveva... Era nella Corte Costituzionale che ha fatto questa sentenza. Ripeto, fossi stato io avrei detto: vi ringrazio, siete molto affettuosi, ma io non posso accettare l'elezione perché sono stato il vostro giudice. Se io accetto l'elezione, indirettamente vi legittimo a rimanere, perché voi siete rimasti quando ve ne dovete andare. Dove sono i reati che ha messo Mattarella? Primo, perché è stato eletto da quei 250 parlamentari che dovevano andarsene via. I 250 parlamentari eletti con il premio di maggioranza non dovevano partecipare alla elezione del capo dello Stato. Attenzione, il capo dello Stato è la massima carica dello Stato. Certo. E per noi militari, essendo il comandante supremo delle forze armate, è come se fosse Dio in terra. Chi va a ricoprire quell'incarico deve essere a postissimo, non a posto. Pensate, noi quando arruoliamo un carabiniere andiamo a guardare fino alla 7ª generazione, pensi un po' se il Presidente della Repubblica viene eletto non deve essere a posto sotto questo punto di vista. Certo. Quindi lui viene eletto da quei 250 che lui aveva dichiarato illegittimi. Aspetti un attimo, vorrei capire meglio io per far capire le persone a casa. Quei 250 parlamentari che erano stati dichiarati dalla Corte Costituzionale non ok, per quale motivo? Nel senso, che era successo che non andava bene? Qual è stato il passaggio? Perché erano stati eletti con il premio di maggioranza che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Ah, ok, il metodo. Quelli eletti con il premio di maggioranza erano incostituzionali. Perché era la legge incostituzionale, quindi se ne dovevano andare. Sono rimasti. Mattarella non può dire: io non sapevo nulla. No, tu eri il giudice. Questo fatto lo conoscevi meglio di tutti. E quindi dovevi dire: scusate, io accetto l'elezione se questi 250 se ne vanno fuori. Ma c'è un altro guaio. I parlamentari, quando si sono riuniti il 1° febbraio del 2015, non si erano ancora convalidati. C'è l'articolo 66 della Costituzione che dice: i parlamentari eletti debbono essere convalidati. È un articolo della Costituzione. E come avviene la convalida? La convalida avviene che tutta l'Assemblea parlamentare si riunisce e si convalida, perché da noi è così. Per esempio in Inghilterra sono i magistrati a convalidare, da noi è la stessa Camera che convalida, ma questa convalida è avvenuta il 1° luglio, 5 mesi dopo. 5 mesi dopo. Quindi Mattarella è stato eletto da parlamentari che non erano ancora convalidati. Attenzione, è un grave handicap, è una grave violazione, perché la convalida è stata posta proprio a garanzia della democrazia nel nostro Parlamento. Supponiamo che un bandito come Matteo Messina Denaro viene eletto parlamentare, questo non vuol dire, perché è eletto parlamentare, che può fare il parlamentare. Deve passare per la convalida dell'Assemblea, se no non è parlamentare. La cosa ancora che più ci sconcerta è che il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso, 2 anni dopo viene eletto senatore. Nel 2018 viene eletto senatore, quindi qualche anno dopo. Ovviamente gli dicono: non puoi stare più a fare il presidente alla regione, sei senatore, dimettiti. Obietta D'Alfonso: non sono stato ancora convalidato, quindi non sono ancora senatore e quindi rimango fino a quando non mi convalidano. Bene, il Movimento 5 Stelle impugna questa decisione del presidente al Tribunale dell'Aquila. Il Tribunale dell'Aquila dà ad D'Alfonso: fino a quando non è sconvalidato non è senatore. Ora lei mi deve dire: questo discorso vale per D'Alfonso, non deve valere per Mattarella?
nel momento in cui i parlamentari l'hanno eletto, non erano convalidati, si sono convalidati 5 mesi dopo, per cui Mattarella è totalmente in difetto, sia perché c'erano i 250 parlamentari del premio di maggioranza, sia perché quelli non si erano ancora convalidati. E l'articolo 66 parla chiaro, non lo puoi buttare fuori dalla finestra, perché fra l'altro è una norma costituzionale. Però mi scusi, solo lei si è reso conto di tutta sta roba qui? Attenzione, noi del Movimento Gilet Arancioni abbiamo impugnato il fatto. Abbiamo denunciato nel 2016 tutti i parlamentari, siete abusivi, insieme a Mattarella. Bene, dovete andare. Bene, la Procura della Repubblica di Roma non fa assolutamente nulla. Mette a tacere la situazione. Attenzione, io mi sono incontrato con vari procuratori della Repubblica di tutta Italia. Mi hanno detto: perché la Procura della Repubblica di Roma non opera? Non agisce dopo la denuncia che avete fatto voi, che avete detto che questi sono tutti abusivi? Silenzio assoluto per 2 anni. Ci riuniamo noi nel dicembre del 2017 e mi dicono: Presidente, ma è mai possibile che noi ci teniamo parlamentari e Presidente della Repubblica e Capo del Governo, che a quel tempo era Renzi, tutti abusivi? Non è possibile. E che volete fare? Attuiamo l'articolo 383 del codice di procedura penale, che dice che qualsiasi cittadino, se sorprende qualcuno in flagranza di reato, lo può arrestare. Bene, una delegazione del Movimento Liberazione Italia si presenta al Quirinale, con me in testa, eravamo una quindicina di persone. Ci siamo presentati al Quirinale: buonasera. Buonasera, i cuirassieri comandi, signor generale, sui ordini, mi faccia scendere Sergio Mattarella, perché siccome non è il capo dello Stato, qui c'è il verbale di arresto, perché lui sta usurpando un potere politico. Verbale di arresto? Verbale di arresto, perché un cittadino le deve sapere che c'è l'articolo 383, se lei per esempio entra in un bar e entra un rapinatore, lei lo può acchiappare, bloccare e arrestarlo, e poi lo consegna alle forze dell'ordine, ma il verbale di arresto lo fa lei. Perché l'arresto l'ha fatto lei, perché è lei che ha arrestato l'uomo che in quel momento stava commettendo un reato. Non lo sapevo. E per noi Mattarella stava commettendo il reato di usurpazione di potere politico. Siamo andati ovviamente al Quirinale, sono arrivate 2 persone, 2 funzionari. Cioè, scusi, lei chi è? Io sono un funzionario del Quirinale, mi faccia scendere Sergio Mattarella. Questo mi risponde: no. Dico: scusi, ma lei chi è? Come si chiama? Non le dico il mio nome. E io con lei, con gli sconosciuti, attenzione, questo è tutto in un video, perché noi abbiamo ripreso tutto in un video. Allora a questo punto mi faccio la cortesia, si tocca dai piedi. Le chiede: ci sono il colonnello tal dettaglio dei carabinieri, visto? Perché lei non è in uniforme, la vede in borghese? No, perché lei faccia un servizio speciale al Quirinale. Benissimo. Mi fa scendere Sergio Mattarella, che qui c'è il verbale di arresto, e il funzionario mi risponde: non è disponibile. Come non è disponibile? Mica noi siamo venuti qui a giocare a carte con Mattarella. Noi vi stiamo contestando un atto ufficiale che solo la magistratura ci può in qualche modo sindacare. Per cui le chiedo: il presidente è nel palazzo o no? No, non glielo posso dire, non è disponibile. Ho consegnato il verbale di arresto al colonnello dei carabinieri dicendo: stia attento, perché la differenza tra me e lei, e mentre io sono un civile adesso e l'arresto per me è facoltativo, lei è in servizio, l'arresto è obbligatorio, e gli consegno il verbale. Andiamo giù alla stazione Carabinieri e finiamo di completare gli atti. Il verbale di arresto è ancora lì. La magistratura non ha mai contestato quel verbale di arresto, perché lei mi insegna che quando la polizia giudiziaria fa un arresto a un cittadino, la magistratura entro 48 ore lo deve convalidare o lo deve annullare. Il verbale è ancora lì. Nessuno ha contestato quel verbale. Questa è la situazione veramente deplorevole. Ma perché non ha mai parlato con un magistrato di questo per capire un po', cioè se è un magistrato assente. I magistrati dormono, non fanno assolutamente nulla. Non è che dicono: un momento, facciamo un accertamento. Niente. Che cosa si è verificato? Che alcuni procuratori della Repubblica di altre zone d'Italia, non posso fare i nomi, mi hanno detto: vada al TAR Lazio e dica che quello è un abusivo. Facciamo il ricorso al TAR, risposta del TAR: non siamo competenti. Allora andiamo alla Cassazione, non siamo competenti. Insomma, se ne sono lavati tutte quante le mani dicendo che non sono competenti. Lei pensa: noi paghiamo i giudici perché si dichiarino incompetenti per una materia così delicata? Quello è il capo dello Stato o non lo è? Questo forma governi, emana leggi, pubblica leggi. Ma che stiamo a scherzare?
se questo è o non è il capo dello Stato, io come cittadino lo voglio capire, lo voglio sapere. E allora cosa fa la Procura della Repubblica di Roma dopo 2 anni? Acchiappa e mi manda l'incriminazione per vilipendio al capo dello Stato. Io mi sono presentato da guante al CIP e ho detto, allora generale che facciamo? Andiamo a processo. Andiamo a processo perché voi dovete dirmi se quello è veramente il capo dello Stato o non lo è. Il 5 novembre ci sarà la prima udienza. Quindi attraverso, scusi perché va veloce, io la voglio seguire e voglio che anche seguino da casa. Quindi praticamente che è successo? È stato denunciato lei per vilipendio al capo dello Stato, giusto? Sì, senza però chiarire se è il capo dello Stato. Ok, quindi Perché se voi mi dovete prima contestare il verbale di arresto, dire lui è veramente il capo dello Stato, e allora sì che potrebbe scattare il vilipendio, perché io non ho detto una parolaccia. Quindi in quel caso Mattarella. Lei dice cogliamo la palla al balzo, così forse un processo lo facciamo. Se fate un processo a me, bravo, sono stato io a volere il processo, ho detto finalmente un giudice che giudica a me, benissimo, prima però di accertare il vilipendio dimmi se per caso quello è veramente il capo dello Stato. Fa parte lei capisce che è una situazione gravissima, certo. Perché se quello non è il capo dello Stato dal 2015, tutte le cose che sono state approvate da lui emanate sono tutte fasulle. Tutte, anche Conte adesso che è capo del governo, non è il capo del governo. Certo. Questo Parlamento non è un Parlamento di persone legittimate, stanno lì abusivamente. Si può stare in una situazione di questo genere. Ma il processo poi è stato fatto o no quando hanno indagato lei per vilipendio al capo dello Stato? Cioè, no, la prima udienza è il 5 novembre. 5 novembre del 2020? 2020, dobbiamo aspettare il novembre. Io devo andare finalmente da un giudice e dico, venga qui. Signor giudice, prima di verificare il vilipendio, lei mi deve dire se questo è stato letto regolarmente. Lei mi deve dire che non esiste più l'articolo 66, che D'Alfonso, che è stato eletto senatore, e gli hanno detto se tu non sei convalidato non te ne puoi andare dalla carica. Lei mi deve dire tutte queste cose, perché accettiamo il processo e vediamo se è un cittadino che dice che lui è un usurpatore commette vilipendio, oppure è un cittadino che sta addebitando un reato. Io non sto offendendo, ho addebitato un reato. Lei è un usurpatore. Allora, ha capito? Lì o è un reato o è un eroe, no? Nel senso, se certo, è il capo dello Stato, certo. è il capo dello Stato, quindi ha commesso un reato. Se invece non è il capo dello Stato e quello che dice lei è tutto vero, allora è un eroe, perché in mezzo a 60 milioni di italiani, tra forze dell'ordine, avvocati, giudici, magistrati di ogni tipo, è l'unico che si è preso... Non siamo gli unici. Il Movimento 5 Stelle nel 2015, 25 giugno 2015, nel momento in cui si dovevano convalidare, hanno detto: ma che stiamo facendo? Ma siete pazzi, non ci possiamo convalidare, perché la legge è stata dichiarata incostituzionale, non ci possiamo convalidare. Queste sono dichiarazioni che sono state fatte dalla signora Daddone, che oggi è ministro della pubblica amministrazione. Noi l'abbiamo citata al tribunale. La signora deve ripetere quello che ha detto alla giunta per le elezioni. Noi non ci possiamo convalidare, per cui siamo tutti abusivi e dobbiamo andarcene a casa. La signora Daddone sarà da noi interrogata come testimone e dovrà dire: quel giorno lei ha detto che ben 5 professori universitari. Voi alla giunta per le elezioni avete audito 5 professori universitari e hanno detto: state facendo saltare le norme a garanzia dell'ordinamento costituzionale. Se voi parlamentari vi convalidate, salta l'intero ordinamento costituzionale della Repubblica. Lei capisce che è un fatto grave. Noi citeremo questi professori. Vuole ripetere davanti al giudice che cosa hanno commesso questi signori rimanendo lì? Bene, io ho telefonato ad alcuni giornalisti. Pronto, noi siamo venuti qui è successo questo. Ah, non lo possiamo dire. Questa è la stampa, infatti, ecco, non lo possiamo dire. La domanda che le farei adesso è: ha mai sensibilizzato l'opinione pubblica, quindi i media, i giornali o quello che sia, almeno a far venire a galla questo dubbio? Perché magari oggi... I giornali hanno respinto totalmente la notizia, potevano anche metterla e criticarla, giusto? Certo. Il generale è andato a arrestare Mattarella, però ha sbagliato, è chiaro? Ha commesso questi errori. Silenzio assoluto. E questo già sanno che abbiamo ragione. Questo fa intendere, no? Nel senso, se uno dice è pazzo, il generale Pappalardo è un pazzo, è andato ad arrestare il Presidente della Repubblica, e dovrebbe uscire su tutti i giornali, voglio dire. Bravo, scrivilo con un pazzo perché ha commesso questi errori. E invece nessuno riporta la notizia. Io ho telefonato personalmente a Feltri
E ho detto, scusi, ma questo è un fatto grave, ma voi giornali, il Libero, mi ha detto, Feltri, tra l'altro, è m'ha quello un po' detto, più indipendente da... certo, e mi ha che... detto, ma lei deve capire, e ho detto al caporedattore, allora cambiate il titolo al giornale, non lo chiamate più Libero, chiamatelo Schiavo, che forse è meglio. Questa è la situazione nel nostro paese, attenzione, che si sta ripercuotendo sul coronavirus. Ma signore, ma avete letto le ultime notizie? Il crimine di terrore che stanno mettendo addosso alla gente. Obbligo di mascherine per tutti, tamponi a tutti, tutti vaccinati, incominciando dai medici, paramedici e dai poliziotti e militari. Oh, io dico ai miei colleghi, state attenti, vi stanno usando come cavie umane. Vi hanno già usato come cavie umane in corso quando vi siete beccati l'uranio impoverito. Che dovete essere fregati un'altra volta? Quello che veramente lascia stupefatti sono le prime autopsie che vengono fatte. Si ricorda, noi nella nostra denuncia abbiamo detto fate le autopsie, non bruciate i cadaveri. Bene, prime autopsie. Le morti potrebbero essere state causate da microtrombosi, quindi da problemi cardiocircolatori e non da problemi polmonari. E per curare queste microtrombosi ci sono dei medicinali che non costano poi tanto. Ma la notizia ancora più spaventosa è che ho letto proprio oggi l'amministrazione di USA di Trump conferma che adesso sono in possesso dei veri numeri del Covid-19 e non di quelle annunciate dalla campagna di terrore. Io leggo come avrebbe letto lei e ho letto io. Gates e soci che hanno comunicato che le aziende non potranno riaprire se non fra 6 mesi e un anno, fino a quando i governi non acquistano i loro vaccini in grande quantità. Trump ha detto invece io riaprirò le aziende fra qualche giorno, a maggio. E Vede tra il terrore che si sta verificando. Tra l'altro ha tagliato i fondi all'OMS, quindi si è messo proprio di traverso su questa questione. È una cosa spaventosa, cioè stanno facendo la campagna del terrore. Ma lei deve sapere che dopo la bella intervista che abbiamo fatto insieme, ci sono state 1.400.000 visualizzazioni, ma ancora di più, 9.000 persone mi hanno mandato l'email, generale ci mandi la denuncia che è sacrosanta, l'abbiamo letto, si stanno presentando a tutte le stazioni carabinieri, oltre 9.000 persone che presentano la denuncia e i carabinieri, qualche carabiniere non troppo solerte, risponde ma tornate dopo perché siamo impegnati, cioè, no, lei la denuncia l'accetta adesso, la denuncia l'accetta adesso. Le persone sono molto determinate e a questo punto scatta la campagna diffamatoria nei miei confronti. Scrive un qualcuno a cui non voglio fare nemmeno pubblicità. Questi signori sono tutti, cioè il 1.400.000 persone che hanno fatto le visualizzazioni sono sovranisti, neofascisti, nazisceni, cucuzzari. State condividendo le ipotesi complottate di Pappalardo. Mi hanno definito ex generale alla guida dei forconi, no, non sono mai stato alla guida dei forconi. È una cosa spaventosa che uno venga offeso in questa maniera solamente perché ha detto la verità. Io le dico una cosa molto semplice. Qua dobbiamo far parlare i numeri. Perché Trump si è accorto che questo coronavirus è una falsa pandemia, non epidemia, l'epidemia c'è e i morti ci sono. Io parlo di pandemia. Lei deve sapere, lui lo dice dall'inizio, lo dice da febbraio, Trump comunque ha detto delle cose... Esatto. Okay. Lei deve sapere che il 12 giugno 2010 a Strasburgo il Consiglio d'Europa, attenzione perché parte tutto da lì, gli ascoltatori mi stiano bene ad ascoltare, non perché qualcuno ha detto Pappalardo si inventa, io sono un carabiniere, io cito. Il Consiglio d'Europa ha chiamato i dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con questa mozione, le false epidemie, una minaccia per la salute. Il primo firmatario di questa mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg. Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'Organizzazione Mondiale sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, perché? Poi la suina e poi l'Organizzazione Mondiale ha fatto una brutta figura, perché la viaria per 3 anni ci hanno fatto credere quello che non era di Dio.
tarroghi di pollame, mascherine. Sentiamo quello che diceva Klaus Stör. Attenzione a questo nome, Klaus Stör, perché lo ritroviamo? Uomo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 12 novembre 2004, è solo questione di tempo. Il virus si mescolerà con il virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni potrebbero morire sino a 17 milioni di persone. Ne sono morte 286. Però nel frattempo sono stati acquistati i medicinali, i vaccini, il Tamiflu, che ha fatto arrivare nelle tasche della casa farmaceutica Roche qualcosa come 4 miliardi di franchi. Messico non è la prima volta che questi giocano con le pandemie. Primavera 2020, primi casi di influenza suina, tornano in vigore le mascherine. All'inizio dell'estate, annuncio ufficiale di Margaret Chan, anche lei signora della direzione generale dell'OMS. L'11 giugno dice: oggi inizia una pandemia influenzale, potrebbe essere spaventosa come la spagnola, che ha causato 50 milioni di morti, ne sono morti 15.000. Alla fine, Vodark dice: per queste pandemie i governi europei hanno speso miliardi di euro. Con questi i soldi si potevano fare invece tante cose per la sanità. Vi dico cosa è successo con il vaccino, perché poi la gente è corsa a prendere i vaccini. Svizzera, 84 milioni di franchi, 13 milioni di dosi di vaccino, 11 milioni di dosi avanzate. Francia, 1300 milioni di franchi, 94 milioni di dosi di vaccino, avanzate 89 milioni. Germania, 603 milioni di franchi, 50 milioni di dosi, avanzate 44 milioni. Italia, 184 milioni di franchi, 24 milioni di dosi, avanzate 23 milioni di cose. La maggior parte dei vaccini non sono stati usati, la gente non si è fatta vaccinare. Che fine hanno fatto questi vaccini? Dove sono andati a finire? Dicono che l'hanno messo in frigorifero, io l'avrei bene impiegati. Avrei messo in fila, uno dietro l'altro, i signori dell'Organizzazione Mondiale, avrei messo in fila e glieli avrei punturizzati a loro, tutti a vaccinare una volta al giorno a loro. Un giorno sì e l'altro pure. È una vergogna quello che è accaduto. Quello che sta succedendo anche con il coronavirus. Mascherine, tamponi e roba di questo genere, perché si devono fare un sacco di soldi. Vede, ma già Zingaretti, faccio un esempio per il Lazio. Scusi, generale, già c'è una tragica coincidenza con i vaccini e le pandemie. I contratti si avviano solo quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia. Appena dichiara la pandemia, scattano i contratti miliardari. Oggi questi contratti fanno guadagnare più soldi del traffico della droga, fanno guadagnare più soldi di qualsiasi altro traffico illecito. Allora, mi scusi un attimo, un'ultima considerazione. Abbiamo lasciato il signor Klaus Stör, quello che ha detto avremo 17 milioni di morti, ne abbiamo avuti 286. Lo sapete dove è andato questo signore? Alla Novalty. Ed è diventato un pezzo grosso nel settore del vaccino antinfluenzale. L'olandese Albert Osterhaus ha fondato quello che diceva avremo milioni di morti, ha fondato un'azienda che produce i vaccini ed è presidente dell'ESWI, associazione di esperti in vaccini, finanziata al 100% dalle case farmaceutiche. Devo andare ancora avanti, che questi signori giocano sulla pelle delle persone e li stanno massacrando. E quando Antonio Pappalardo dice alt, io denuncio i fatti. Ecco perché 9.000 persone mi mandano le email e dicono lei è un uomo coraggioso, generale. Io dico a questi signori che cercano di diffamarmi, io non sono un nazifascista. Signori, posso dire cialtroni, li posso chiamare cialtroni. Cialtroni, mio padre, è stato prigioniero nel campo di sterminio di Dora Buchenwald perché ha detto di no alla collaborazione con i nazisti. Si è fatto 3 anni di campo di sterminio. Posso io mai essere un nazifascista? Cialtrone, emerito cialtrone. Io non ho paura di essere diffamato, perché una volta un mio generale mi ha detto non ti perdoneremo mai, dato che io difendevo sempre i più umili, i più deboli, non ti perdoneremo mai che tu abbia svegliato il popolino dei carabinieri. Io sono orgoglioso di aver svegliato i carabinieri, che non sono un popolino, ma i chiappuntati, i carabinieri e i marescialli sono la leggenda dell'arma, sono quelli che hanno creato il mito dell'arma e io sono orgoglioso di averli svegliati.
Ecco perché questi signori mi attaccano, perché sanno che con pappalardatore non si scherza. E io dico alla gente che mi sta scrivendo, non abbiate paura. Noi il 2 giugno andremo lì. Andremo lì il 2 giugno a Roma, a Piazza Montecitorio, e saremo migliaia, se non centinaia di migliaia, se non milioni, a dire a questo governo: te ne devi andare. Perché tu non puoi lavorare in questo termine, fatti condizionare da queste organizzazioni internazionali, e poi quando noi ti diciamo la gente sta morendo di fame perché è chiusa in casa, non lavora più, stampa la moneta, la nostra moneta, e dai la moneta che non ti costa niente, fai 700 miliardi di lire d'aliche e li dai immediatamente agli italiani. Non lo fa, pur essendo prevista dalle circolari della Banca Centrale Europea. Questo signorino potrebbe domani stampare, no, chiede ancora l'elemosina all'Europa perché noi ci dobbiamo ancora ulteriormente indebitare. Lei capisce che di fronte a questo schifo noi ci dobbiamo dare da fare e ci dobbiamo presentare a Roma il 2 giugno. Io dico agli italiani che mi stanno ascoltando: venite con noi, siate numerosi quel giorno. Lo dico ai romani, soprattutto ai romani. Roma fa 4 milioni di abitanti. Anche di più. Non tutti, ahimè, possono venire a Piazza Montecitorio, non hanno i soldi, dopo che sono stati distrutti da questo collasso spaventoso. Venite a stare con noi, perché dobbiamo ripristinare la democrazia nel nostro paese. Dobbiamo dare i soldi alla gente, stampando noi la lira, la stampiamo noi, gliela andiamo, dando la possibilità alla gente di ritornare in libertà. Trump l'ha detto chiaramente: a maggio riapriamo tutte le aziende. Questi vogliono arrivare ancora per mesi. Oggi è arrivato un tale che ha detto: attenzione al ritorno in autunno. Oppure a quello che ha detto Gallera: attenzione chi prende il virus, perché nei polmoni gli rimarranno le cicatrici a vita, a vita. Ma come si fa a terrorizzare la gente con queste dichiarazioni da prenderli e mandarli immediatamente in galera? Guardi, caro Leonardo, io ho messo in galera persone per molto meno ho messo le persone in galera. E invece dobbiamo sopportare questi signori, che fra parentesi sono pure abusivi. Là non ci possono stare. Non sono legittimati a stare lì, che mettono in prigione le persone, li fanno impoverire, non potranno più riaprire l'attività, ammazzano le persone. Io ho un elenco dei medici che sono morti. Vado a vedere, 89 anni, 94, hanno richiamato tutti i vecchi ad andare in ospedale, e naturalmente sono morti pure loro, perché la vecchiaia, quando corre un'epidemia, che io non nego, l'epidemia c'è ma la pandemia non c'è, qua a un certo punto, anche perché, diciamo la verità, quest'anno, mentre sono morte 100.000 persone per coronavirus, per tubercolosi ne sono morti 1.300.000, di influenza normale e sono morti 200.000, il doppio. Quindi non c'è la pandemia, c'è l'epidemia, che andava affrontato con persone in gamba. Ma lei lo vede quando accende la televisione? Borrelli, Arcuri, ma da dove vengono? Da dove vengono questi due? Da dove vengono questi due che non sanno da dove mettere le mani? Sparano cifre a casaccio. Vogliamo noi rimettere a posto il nostro paese? Il 2 giugno, lo dico a tutti i miei amici, e faremo una cosa enorme. Glielo anticipo. Lei è il primo che sa questa notizia. Lei lo sa che l'impeachment del Presidente della Repubblica o lo Stato, lo messo in stato di accusa dei ministri, spetta al Parlamento. Lo sa meglio di me. Articolo della Costituzione: il Presidente commette un reato di attentato alla Costituzione o alto tradimento, è il Parlamento che lo mette in stato di accusa. Nel momento in cui noi, insieme a grossi costituzionalisti, abbiamo verificato che il Parlamento è composto da abusivi, il Capo dello Stato è abusivo, il Capo del Governo è abusivo, è arrivato a questo punto, è rimasto un solo soggetto costituzionale il popolo. In regola, il popolo, che fa lui l'impeachment, è il popolo che fa l'impeachment. E noi quel giorno, il 2 giugno, davanti a un'assemblea popolare, che spero sia di 100.000 persone, di 1 milione di persone, noi diremo al popolo: qui c'è il documento dell'impeachment, lo approvate voi, lo approva il popolo, il popolo! Se il popolo approva l'impeachment, noi prendiamo un corriere, lo mandiamo subito alla Corte Costituzionale, perché inizi subito il processo contro tutti questi abusivi e contro questi che hanno commesso questi reati: riduzione in schiavitù, epidemia, falsa epidemia. Dovranno essere tutti quanti giudicati inesorabilmente. Questo dell'impeachment
è il più grande atto che può fare un popolo. Non l'ha mai fatto nessun popolo nella storia di tutti i popoli. Mettere in stato di accusa la propria classe dirigente politica perché sono tutti abusivi. Perché se noi avessimo avuto, per esempio, il capo dello Stato che non era abusivo, noi andavamo dal capo dello Stato e gli presentavamo l'impeachment a lui. Ma noi non lo possiamo presentare, perché anche lui è abusivo. Ecco perché il popolo si erge a unico difensore dell'Italia e di se stesso e manda l'impeachment alla Corte Costituzionale. Caro Leonardo, sarà un grande giorno. Mi scusi, ma se lei mi conferma, mi ha confermato prima che comunque la magistratura fa finta di nulla, come si fa a far sì che queste carte vengano prese in considerazione per processare, come dice lei, chi è abusivo oggi? Ma lei pensa che quell'assemblea popolare che magari inizia con 100.000, 200.000, 1 milione di persone se ne va via o rimane lì? Questa assemblea rimane lì e dice: se non adottate subito i provvedimenti noi entriamo in azione. E noi faremo anche i poliziotti e i carabinieri che stanno lì a guardarci e vedono che quella è un'assemblea popolare. Non è che sono facinorosi, violenti, nazifascisti. È il popolo che viene lì col tricolore, perché saremo tutti col tricolore, senza bandiere di partito o di movimento, saremo tutti col tricolore. È il popolo. Lei pensa che il carabiniere si mette contro il popolo italiano? Il commissario si mette contro il popolo italiano in quel momento? E noi diremo al commissario: abbiamo fatto il nostro dovere, li abbiamo accusati di gravi delitti. Vuole agire lei? Dottor Taldetali, vuole agire? Lei ha una responsabilità enorme, lei è un ufficiale di polizia giudiziaria, lei deve agire e questo popolo chiede a lei di muoversi. Non si muove, saranno brutti momenti, ma non per noi, per lei, perché lei sarà il primo ad essere arrestato. Perché lei deve fare il suo dovere, commissario. Dottore, lei deve fare il suo dovere, perché non veniamo qui con la violenza, ma veniamo con la Carta Costituzionale in mano e con la legge penale in mano a far rispettare la Carta Costituzionale. Ma si rende conto? Qualcuno giustamente mi ha detto: ma il giorno dopo che voi avrete cacciato gli abusivi cosa fate? Interessante ecco domanda. Il programma politico. Ecco il programma politico. Noi chiederemo che si faccia subito questo programma politico. E lo sai qual è il primo articolo che noi andremo a toccare nella ristrutturazione dello Stato? Prima di tutto la nuova legge elettorale. Bisogna rifare entro un anno il nuovo Parlamento. Entro un anno bisogna rifare il nuovo Parlamento pulito, con persone legittimate. Dopodiché noi ci togliamo dai piedi, perché una volta che abbiamo un Parlamento pulito ce ne torniamo a casa. Ce ne torniamo a casa. Noi ci muoviamo con un comitato di liberazione nazionale solamente per rimettere le cose a posto. Di che ce ne andiamo? Io torno al mio pianoforte. Cari cittadini, io torno al mio pianoforte e compongo musica, ma io devo far rispettare la Costituzione e le leggi. Il primo articolo che noi metteremo a posto sarà l'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti della Costituzione. Il limite è all'esercizio, non alla sovranità. Come mai i padri costituenti hanno messo l'articolo 75 che dice che il popolo non si può occupare dei trattati internazionali, per cui ci hanno messo dentro l'euro, l'Europa, ci hanno dato l'euro, zitti come pecoroni, non possiamo parlare. Di Maio, Salvini, faremo il referendum, non lo puoi fare il referendum. Baccalà, se non togli prima l'articolo 75, il referendum, non lo puoi fare. Noi invece diremo una cosa molto semplice, abbiamo preparato un manifesto, raccogliete le firme. 5, 10, 15, 20 milioni di firme, vogliamo uscire da questa Europa e togliamo immediatamente quell'articolo 75. Noi rifaremo l'articolo 1 e l'articolo 1 dice: la sovranità popolare non può essere in alcun modo limitata. Non debbono più giocare sulle parole. Sono fissate norme nella presente carta esclusivamente per rendere più agevole il suo esercizio. Questa è una carta costituzionale vera. Non che tu mi freghi il popolo, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei limiti, con la scusita dei limiti che non è alla sovranità ma all'esercizio mi freghi il sovrano. I sovrani siamo noi. Il Presidente della Repubblica non è sovrano, il Re era sovrano, il Presidente della Repubblica no. Il Governo e il Parlamento non sono sovrani, i sovrani siamo noi, quelli sono i nostri impiegati e debbono obbedire al sovrano che è uno solo, il popolo. Noi, entrando in azione il 2 giugno, restituiamo la piena sovranità popolare, compresa la monetaria. Noi quel giorno chiameremo il responsabile della zecca con il popolo che sta a guardare, stampa immediatamente e fra 2 ore ci deve portare 700 miliardi
di lire italiane, perché le dobbiamo distribuire al popolo che sta morendo di fame, come dicono a Napoli. Ci devi dare subito i soldi, perché gliela devo dare a questa gente che è venuta qui perché sta morendo di fame. Gli dobbiamo dare i soldi prima che se ne vadano via. Ma ci vuole 2 ore, aspettiamo, vai a stampare e porti i soldi qui. Fallo firmare a chi vuoi tu, al governatore della Banca d'Italia, che lo posso firmare, e porti i soldi qui. Perché dobbiamo pagare alla gente che sta morendo di fame. Aspetto l'Europa, aspetto gli Eurobond. Ancora non si è visto un euro, non si è visto nulla. E la gente sta in maniche di camicia. È un grande programma politico questo. E io chiedo a lei, caro, per non appesantire la serata dei nostri cari amici, facciamo una puntata per questo programma politico. Perché giustamente la gente mi dice: ma questo non è nemmeno, caro generale, non la è nemmeno via. politica, non è nemmeno politica. Qui uno vuole solo rimettere, come dice lei, le cose a posto. Non mi sembra che lei mi ha detto voglio diventare premier, no? Ha detto io voglio andare ma per lì, carità di Dio, voglio suonare il posto. pianoforte, voglio rimettere a posto le cose. Qui c'è un programma politico. Io ve lo leggerò, quando ve lo leggerò dirò: ma che bello questo programma politico, finalmente noi torniamo ad essere i padroni del nostro destino. Fino a ieri ci hanno fregato. Me lo invii. Allora, me lo invii. Se lei vuole ne parliamo adesso, però è un programma su 50 punti, dove parliamo di tutto, se no la prossima puntata. Non abbiamo il tempo, dica lei. Ne parleremo, intanto me lo invii che sono proprio curioso di leggerlo. Benissimo. Allora, abbiamo ristrutturato l'articolo 1 della Costituzione: la sovranità popolare è senza limiti, è piena, non si può toccare. Generale, non abbiamo il tempo per affrontare i punti. Lei intanto me lo invii, io lo leggo, lo faccio leggere anche ai ragazzi. Lo mando e ne facciamo una lunga discussione. È interessante il Comitato di Liberazione Nazionale. Generale, prendiamo un appuntamento per la prossima settimana, la invito. Benissimo. E vediamo punto per punto quello che si può fare, perché mi sta incuriosendo ogni volta che l'ascolto. Mi incuriosisce. Ovviamente da una parte sono molto affranto, perché sentire delle cose realmente lontane da quella che è la realtà che percepiamo, cioè che ci sono persone che oggi noi stiamo segregati in casa e senza soldi, ordinati in fila come dentro un bunker dove c'è una guerra o dove c'è un'epidemia, da persone che non possono farlo, che sono abusivi. Ecco, questo un po' a me mi fa accapponare la pelle. Quindi in questo momento, sconcertante. Sì, è sconcertante, anche perché l'altra sera abbiamo invitato il dottor Montanari, e il Montanari ci ha sconcertato in un'altra maniera, cioè ci ha detto del discorso del coronavirus, delle autopsie non fatte, o comunque quelle che lui sta cercando di fare, di alcune cose che sono successe, delle bugie che probabilmente sono state dette. Quindi sto prendendo, e credo un po' tutti quelli che sono collegati, stiamo prendendo schiaffi di qua e di là, perché dopo tanta campagna terroristica da parte del mainstream, quindi le televisioni, i giornali, la politica, le conferenze stampa di Conte, oggi danno e beffa, perché oltre il danno, non avere i soldi, non avere la liquidità, arriva anche la beffa di dire stiamo agli ordini e stiamo in castigo, anzi agli arresti, da chi invece ha sbagliato più di noi, perché nemmeno dovrebbe stare là. Cioè questa qui è una roba che stasera non mi farà dormire. È una cosa spaventosa, certo. Una cosa spaventosa. Certo. È come se un carabiniere che non è carabiniere mi arresta. Ma che stiamo a scherzare? Tu non mi puoi arrestare perché non sei un carabiniere. È una cosa veramente unica. Ora, possiamo stare in una... Io faccio una domanda agli italiani che mi stanno ascoltando. Possiamo stare in una situazione di questo genere? Quando il generale Pappalardo in congedo, sono in congedo, attenzione, perché questi mi vanno a toccare pure se sono in servizio o meno. Sono in congedo. Bene, quando il generale Pappalardo dice alla gente andiamo lì, mandiamoli a casa, e immediatamente facciamo una nuova legge elettorale, eleggiamo un Parlamento di regolari. Sto dicendo un'eresia o mi sto attenendo alla Carta Costituzionale che dice come devono essere fatte tutte le cose per formare il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica? Vede, mi duole il cuore dover constatare che la più alta carica dello Stato, la Presidenza della Repubblica, in cui il Presidente e il Comandante Supremo delle Forze Armate non sia stato legittimamente eletto. Lei capisce che per uno come me, che per 42 anni ho sputato sangue nelle zone più impervie, più difficili, più pericolose dell'Italia, contro il terrorismo, contro la criminalità comune, contro la criminalità organizzata, trovarmi davanti a una cosa di questo genere, ma certo. sono veramente
Allora, che posso dire, sconfortato. Consideri una cosa, generale, che io non sono un politico oggi, sono un imprenditore, sono un formatore, aiuto le persone a raggiungere gli obiettivi, che siano economici e altro. Mi sono fermato e anche, cioè nel far tutto questo, e anche se non sono un giornalista, sto facendo il giornalista, nel senso che do la possibilità, come a lei, a tutte le persone che non riescono a mandare il proprio messaggio a parlare. Quindi ascolto punti di vista, ricerche, verità di altre persone per trovare la verità un po' più vicina a quella che è reale verità, perché nessuno ce l'ha in tasca, ma oggi quello che dice lei, quello che si va a sommare a quello che dice Montanari, a quello che dice, insomma, ho una serie di ospiti, tra l'altro mi ha citato prima i 5 Stelle, lunedì avrò anche qui in collegamento Gianluigi Paragone, che è un ex 5 Stelle, come lei sa, e tra l'altro è uno che è uscito... È uno splendido giornalista e deputato. Esatto, splendido giornalista esatto. e deputato. Allora io dico, con questa sua affermazione estremamente forte mi trema ancora di più la sedia sotto al sedere. Cioè qui non voglio peccare di presunzione, ma sembra che stia facendo più io giornalismo di quello che invece dovrebbe fare il mainstream, perché non le danno modo di parlare, comunque di esprimersi. Poi uno va a vedere, prende le sue carte, prende la sua denuncia, certo. cioè uno verifica ma almeno la possibilità di esprimere la propria idea. Invece io oggi, in 43 anni di età, non ho mai incontrato queste sue gesta che mi ha detto del passato, non ho nemmeno mai una volta letto un articolo su di lei, la sto incontrando in questo caso perché la sto cercando. Oggi la Costituzione ci dice che c'è una libera espressione per ognuno di noi, no? Ognuno di noi può parlare e dire la propria idea. Ecco, lei se i giornali non la prendono in considerazione, già questo mi fa pensare male, perché comunque uno può parlare e può verificare. E poi dopo, certo, ma poi, una volta verificato, mi scusi, una volta verificato, uno potrebbe dire il generale Pappalardo è un ciarlatano perché ha detto questo e non è vero, un ciarlatano, lo denunciamo anche, lo imprigioniamo anche perché ha fatto vilipendio alla massima carica dello Stato. No, io sono d'accordo con lei, quindi sono contento oggi di fare questo lavoro, di far parlare le persone, ascoltarle e amplificare il messaggio. E poi ecco, invito tutti sempre a fare delle ricerche e approfondire il suo messaggio. Sono contento che lei sia capitato qui, mi invii quello che mi deve inviare per quanto riguarda l'impeachment e quanto riguarda il suo programma politico, che la rinvito e ci spiegherà qual è la sua idea riguardo le soluzioni per questo momento, perché credo che al di là di quello che ha detto lei, che ha vissuto lei e che crede lei, tutti in Italia oggi stanno vivendo male, tutti, malissimo, senza soldi, malissimo, agli arresti e terrorizzati per questa pandemia. Quindi intanto la ringrazio. Epidemia. Certo, non è però una pandemia, viene comunicata come pandemia, e quindi io mi attengo a quello che oggi è stato diffuso dal mainstream. Poi ovviamente anch'io vedo i numeri, dicono 20.000 morti e poi parli con l'Istituto Superiore della Sanità e ti dice che sono 50, e quindi realmente oggi è proprio difficile. Guardi, il numero che mi hanno riferito di quelli morti solo di coronavirus, 9. Quanti? 9. Allora, solo di coronavirus. Quelli che sono morti con altre malattie invece aumentano, ma solo di coronavirus il dato che ho rilevato, attenzione, ufficiale del Dipartimento della Salute Pubblica è 9. 9 morti di coronavirus. Io sapevo 50 tramite l'Istituto Superiore di Sanità, quindi comunque pochi rispetto a quelli che ci hanno comunicato. Generale, grazie. Allora ci sentiamo per la prossima settimana, così la rinvito e ci darà un'altra visione riguardo quella che può essere la nuova politica secondo lei, il nuovo programma politico. La ringrazio ancora tanto, buona serata. Buona serata a tutti voi. Arrivederci. Arrivederci. Allora, dopo una forza, dopo un'energia come quella del generale, che tra l'altro non mi ha permesso nemmeno di parlare perché ha una grande energia da mettere giù, ma io lo capisco, perché se lui oggi ha visto questo, ha vissuto un'esperienza del genere e crede fermamente che queste persone siano stiano proprio al posto sbagliato, perché comunque sono degli abusivi, io credo che chiunque si arrabbierebbe o comunque metterebbe in campo tutta questa energia. In più è un generale
dei Carabinieri che ha passato 42 anni di storia, quindi lo capisco anche, lo rispetto molto. Ovviamente sono curioso quanto probabilmente sei curioso tu di capire bene quello che sta accadendo, quello che ha scoperto e quello che ha in mente di fare il 2 giugno, lo scopriremo insieme perché lo rinviteremo la prossima settimana, quindi preparati per la prossima settimana perché ci sarà un'altra settimana di fuoco, una puntata con il generale di fuoco. Tra l'altro vedrai sulla locandina in alto a questa pagina dove ci sono scritte tutte le dirette della settimana che il fuoco c'è, tutti i giorni prendo una persona e con un angolo diverso di visione per andare a scavare sempre di più, e ti invito a mettere like sulla pagina per seguire, per avere le notifiche di queste dirette, o se sei sul canale YouTube di iscriverti al canale, perché altrimenti, come mi scrivono alcuni, Leonardo non vediamo mai le dirette, ce la perdiamo, la vediamo in differita. Insomma, fondamentalmente oggi con il like non è tanto per dare piacere a me che ho un like in più, ma per essere informato che sta andando magari in onda una puntata come questa da non perdere. Ci sono altre persone poi che mi scrivono, voglio aprire questa parentesi e chiuderla velocemente, ci sono persone che mi scrivono: Leonardo, ma ok che l'imprenditoria, i negozi sono tutti fermi, però noi siamo dei tuoi corsisti o vorremmo essere i tuoi corsisti, ci piace quando ci insegni un po' a programmarci al successo, per come hai fatto tu, per come hai fatto fare a tante persone, cioè partire dalle stalle per arrivare alle stelle a livello economico, a livello personale, relazionale. Come si può ancora attingere dai tuoi contenuti? Molto semplice. Io ho un grosso gruppo, adesso siamo 14.000 dentro, che è a pagamento perché si paga tutti i mesi, anche se poco, 29 euro. Ho deciso in questo momento di stop, cioè di Covid-19, di emergenza, di renderlo gratuito, e quindi non ti verranno chiesti dati sensibili per il pagamento, quindi estremi di pagamento, potrai entrare gratuitamente. All'interno c'è la formazione che ti può permettere di ragionare come me, di pensare come me, di agire come me. È come se io stessi vicino a te, o come se ti potessi sussurrare nelle orecchie quando devi ragionare su quello che c'è da fare in questo momento e quello che ci sarà da fare quando ripartiremo, perché il momento più difficile, ragazzi, non è adesso, il momento più difficile è quando tutto si riaprirà. Perché? Perché comunque l'economia non ripartirà come si è fermata a febbraio. Questo è molto importante. Quindi troverai il link qui sotto per entrare nel gruppo To The Top Together, il 4T. L'accesso, come ti ho detto, è gratuito. Dentro troverai tanti contenuti, tra cui oggi è uscito proprio un audiolibro importante per il marketing, e il marketing è una materia che serve a tutti, anche per chi è lavoratore dipendente, per chi è networker, per chi è un professionista, e tanto più e soprattutto per chi è un imprenditore. Poi il lunedì ci sarò io con una video lezione dove ti parlo di un concetto importante o di business o di psicologia, e il giovedì c'è una diretta domanda e risposte dove rispondo alle tue domande. In più sto arricchendo con altri contenuti senza che ti sto anticipare. Entra dentro perché tanto è solo un'azione da fare, gratuita, quella di pigiare con il dito e rientrare dentro. E l'altra, come ti ho detto, seguire la pagina per primi o il canale YouTube, perché sto pompando forte con interviste con persone per me di qualità non perché hanno più o meno soldi sul conto corrente o perché sono più o meno famosi, ma perché hanno delle informazioni che magari io e te non abbiamo o che il mainstream non sta comunicando. Vuoi per esempio, ecco, il generale Pappalardo come Montanari o Limardo quando abbiamo parlato del 5G. Ti ricordo che lunedì sera riparleremo con Limardo del 5G, e dopo la diretta di lunedì del 5G Limardo ci racconterà che ha ricevuto delle minacce, gli sono successe delle cose molto molto strane. Ragazzi, siamo in un momento difficile per l'Italia ed è un momento in cui dobbiamo unirci, stare insieme e capire che cosa sta succedendo, se ne vogliamo e ne vorremmo uscire meglio di come siamo entrati in questa crisi. Intanto ti ringrazio e ci vediamo nel gruppo 4T, quindi To The Top Together, insieme andiamo verso l'alto. Ciao e buona serata.